candidato sindaco nel 2028 lo esprimerà Fratelli d'Italia, così a Treviso i meloniani dopo la fuga in avanti del sindaco Conte, per il quale sarà ancora la Lega a guidare la città dopo di lui. Braccio di ferro, sullo sfondo le tensioni per le regionali. Notte di panico a Pieve di Soligo per l'incendio in una macelleria del centro, ora inagibile, il fumo ha invaso l'intero condominio, solo l'allarme tempestivo di una residente ha evitato il peggio. Diventa un caso la presenza di un uomo italiano che di notte dorme all'addiaccio al quadrilatero di Vittorio Veneto, scontro tra opposizione e sindaco. Stop al servizio a chiamata di Moma, Vittorio Veneto e Treviso, l'accusa non funziona ma il presidente Colladonna tira dritto, accordi in corso con Castelfranco e Montebelluna. La strada che da Pederoba porta a Cimagrappa chiusa a tutti, bici comprese, ghiaccio e rischio frane invernali costringono la provincia a togliere reti paramansi e guardrail, l'appello non salite. Nella casa funeraria di Villorba il commosso addio al professor Adriano Mellone, creatore del celebre biscottificio in pigiama alla fine della cerimonia, il brindisi da lui richiesto. 13 voti contro 9, Verona non ce l'ha fatta, sarà Brescia a ospitare la 98esima adunata nazionale degli alpini nel 2027, la decisione questa mattina a Milano. Montebelluna per 2 giorni, capitale di uno dei simboli storici del Made in Italy, attese 1200 persone in sella a oltre 800 vespe. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La politica dunque in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, con lo scontro tutto interno alla maggioranza a Casugana dopo la fuga in avanti di ieri del sindaco Mario Conte, che ha prenotato per la Lega il suo successore. Fratelli d'Italia non ci sta e dice che il candidato sindaco del 2028 spetta proprio a loro, ai meloniani. Sullo sfondo le tensioni per le regionali, mancano del resto soltanto 2 settimane. Lina Paronetto. Meno male che ci siamo decisi con 2 anni di anticipo, se ci comunica anche il nome del candidato sindaco iniziamo già a fare i santini e poi andiamo a chiedere se possiamo andare in coalizione e se possiamo presentare anche una nostra lista. Ecco. Probabilmente ci adegueremo, se ci comunica anche il nome del candidato partiamo con 2 anni d'anticipo. Non poteva che essere pungente la posizione di Fabio Crea dopo la fuga in avanti di Mario Conte. Il prossimo sindaco di Treviso, ha detto il primo cittadino, guardando le amministrative del 2028, uscirà dalla mia squadra, la squadra della Lega. E il più critico dei meloniani nei confronti di Conte non usa giri di parole, ma nella sostanza interpreta il malumore di tutto il partito, con cui le opposizioni vanno a nozze. Anche noi la blindiamo perché vinceremo noi e vincerà il centro-sinistra nel 2028, questo è poco ma sicuro. Questo dimostra che la coalizione centrodestra non è una coalizione coesa. Se devono fare una forzatura il partito della Lega contro Fratelli d'Italia vuol dire che c'è abbastanza animosità. Non è un mistero che Fratelli d'Italia si aspetti tra 3 anni di esprimere il candidato di coalizione, e un nome già ce l'avrebbe, quello dell'assessora all'istruzione Gloria Sernagiotto, che non a caso ha rinunciato alle regionali, tanto che se Conte decidesse di candidarsi alle politiche del 2027 tutto verrebbe ulteriormente anticipato. Io immagino che dopo 10 anni di governo della città vogliano continuare ad avere il sindaco. È ovvio che Fratelli d'Italia lavora invece per avere il candidato sindaco. È un'aspirazione che abbiamo, ma come abbiamo dimostrato siamo sempre disponibili a sederci, a trovare delle soluzioni. Però credo che tutto questo sia prematuro, mi rendo conto che siamo in campagna elettorale, però penso che prima bisogna intanto continuare a risolvere i problemi della gente. Poi bisogna parlare di progetti, di programmi, di visione della città e dopodiché arriveremo ad un candidato sindaco. Borgia lo dice chiaramente, il capogruppo Bertolazzi lo ribadisce. Fratelli d'Italia vuole avere voce in capitolo. Le amministrative mancano circa 2 anni, che in politica è un'era geologica, e poi anche noi chiaramente puntiamo, in base a quelle che saranno le preferenze dei cittadini, puntiamo anche noi chiaramente ad avere uno spazio che possa essere giusto per il ruolo che Fratelli d'Italia oggi ha nella politica anche cittadina. I meloniani lavorano a un crescente radicamento in città, intanto Provanè è la sede elettorale scelta per le regionali proprio dal presidente provinciale, nonché candidato Claudio Borgia. Lungo Sile Mattei, in piena ex zona rossa. Vuole essere un messaggio chiaro anche vicino a situazioni così di difficoltà, e soprattutto bisogna cercare di continuare il grande lavoro che tutti stiamo facendo e che Fratelli d'Italia ha fatto in questi anni.
Tensioni che poi si riverberano anche sul piano regionale o viceversa, ma lo vedremo nel corso del nostro telegiornale. Prima però i fatti che ci portano a Pieve di Soligo per la notte di panico vissuta in un condominio del centro dove è divampato un incendio da una macelleria. Soltanto l'allarme tempestivo di una residente ha evitato il peggio. Erano le 2:20 più o meno e mi sono svegliata per andare in bagno e mi sono ritrovata qui dentro tutto il fumo delle scale, l'odore che non si respirava. Il marito ha tentato di andare giù per aprire là, impossibile. Si sono vissuti lunghi minuti di panico in questa palazzina di via Lamberto Chisini, in pieno centro a Pieve di Soligo, dove un incendio si è sviluppato all'interno della storica macelleria, probabilmente da un forno riparato di recente. Per fortuna avevamo il numero di Andrea, il macellaio, e l'abbiamo chiamato, è corso qua. E poi tutto il fumo aprendo che è andato fuori, solo che ancora adesso si sente la puzza, l'odore, insomma sì, però ho tanta paura perché se non mi svegliavo qui bastavano 10-20 minuti in più e saremmo stati tutti intossicati, cioè un disastro. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Conegliano che hanno scongiurato che le fiamme si propagassero oltre il locale. Qui la conta dei danni è andata avanti tutto il giorno, con il giovane titolare che, visibilmente scosso, ha preferito non commentare. Sul posto, per sincerarsi della situazione, anche il primo cittadino Stefano Soldan. Ringrazio anch'io la signora Pacagnan per essere intervenuta, per questa prontezza, perché essendo un condominio probabilmente hanno sventato qualcosa che poteva diventare anche più complesso. Da parte dell'amministrazione la solidarietà ad Andrea, a tutta la sua famiglia, sapendo di poter contare anche sulla vicinanza magari per riuscire a riaprire il prima possibile questo locale. È un simbolo per Pieve di Soligo da tanti anni. Quindi chiaramente dispiace, voi siete vicini. Molto, anche perché è un amico, oltretutto, perciò io vengo qua sempre a prendere da lui perché è bravo. Però quello che dispiace di più è anche per Andrea, che l'attività, l'importante è che non sia fatto male nessuno, siamo tutti qua e insomma è andata bene così, dai. Speriamo che lui riesca a sistemarsi e proseguire con la sua attività. Spostiamoci a Vittorio Veneto, dove diventa un caso la presenza di un uomo italiano che di notte dorme all'addiaccio nella zona del Quadrilatero. Si aiuti come si aiutano i migranti, dice dall'opposizione Giovanni Braido, mentre la sindaca Mirella Bagliana non ci sta e parla di strumentalizzazione. Il nodo è quello della residenzialità, dice il sindaco. Un terzo degli alloggi ATER è sfitto, deve intervenire il governo. Il messaggio è: visto che aiutiamo i migranti con 500 euro al mese e free benefits, aiutiamo anche i nostri cittadini italiani. E quindi si aiuti questo soggetto in modo tangibile, non con le parole. Mena fendenti, ovviamente politici, l'avvocato e consigliere d'opposizione Giovanni Braido, e lo fa da quel Quadrilatero spesso al centro delle polemiche, stavolta per la presenza di un uomo che alcune volte di notte dorme all'addiaccio in giacili di fortuna, anche davanti la porta dei negozi. Si tratta di un italiano in situazione di fragilità che di per sé risiederebbe in un comune limitrofo, una presenza che a pochi passi dalla piazza del municipio non passa inosservata. Credo che questo comune abbia i soldi per poter aiutare questi e quelli, che finanzi queste persone, che aiuti queste persone. Sicuramente è emblematico, anche perché questa è un'amministrazione di sinistra, sono loro che fanno manifestazioni pro Pale e pro Mondo. Magari se pensassero un po' di più ai cittadini italiani sarebbe tutto di guadagnato. È a questo punto che per Braido, ex candidato sindaco per la Lega, già assessore comunale, scatta un confronto. Ho fatto un'interrogazione sul CEIS dove ci sono circa 200 immigrati, questi prendono 500 euro a testa, vitto e alloggio, più free benefits perché li vediamo tutti vestiti bene col cellulare, e questo me l'ha detto l'assessore al sociale in consiglio comunale. Dal comune Mirella Bagliana non ci sta. Il soggetto in questione è noto sia ai servizi sociali che sanitari, una
vicenda personale delicata. È un caso di fragilità che sussiste nel nostro territorio, come in tanti altri territori, come in altre città, e noi siamo impegnati comunque per cercare di risolverlo. Quella di consigliere Braido la vediamo più come una strumentalizzazione politica, e quindi chiediamo al consigliere Braido di appellarci con tanta forza anche a livello regionale e a livello nazionale. Il punto per il primo cittadino di Vittorio Veneto è semmai un altro e ha a che fare con il diritto all'abitare non solo per i soggetti fragili ma per tutte le famiglie che hanno difficoltà economiche. Noi abbiamo gli alloggi ATER, abbiamo parecchi alloggi ATER, circa un centinaio di alloggi che attualmente però solo 2/3 sono occupati, 1/3 è sfitto, e invitiamo appunto la Regione Veneto, ATER e il governo a investire importanti somme per sistemare questi alloggi. Ci vuole un'azione governativa, una forte azione a livello statale per far sì che la situazione delle abitazioni, delle case nella nostra nazione e nell'Italia sia risolta. Rimaniamo a Vittorio Veneto, dove nelle scorse ore il Comune ha di fatto sospeso il servizio a chiamata della MOM che era stato lanciato a inizio anno. Si dice stop di fatto a una sperimentazione nella quale MOM credeva parecchio. Copione simile probabilmente ci sarà anche a Treviso. La sindaca Bagliana dice che non funziona, ma MOM, la stessa MOM tira dritto con Giacomo Colladon che dice ci vuole tempo e accordi sono in corso con altre città della Marca trevigiana come Castelfranco Veneto e Montebelluna. La sperimentazione del trasporto a chiamata secondo noi sul nostro territorio non ha avuto un buon effetto, nel senso che ci sono state molte criticità sollevate soprattutto dalla popolazione più anziana, quella che prende abitualmente i mezzi di trasporto durante la mattinata e nel pomeriggio. Da qui lo stop addirittura con un mese di anticipo al servizio a chiamata della MOM iniziato a gennaio a titolo di sperimentazione e avviato d'accordo con la precedente amministrazione comunale. Anche perché noi avevamo chiesto che fosse un servizio complementare e non sostitutivo come è stato. Questo ha fatto sì che, ripeto, tante persone che erano abituate a prendere quotidianamente appunto l'autobus per arrivare anche in centro città e quindi avere una serie di servizi, avere una certa socialità, hanno rinunciato addirittura a prenderlo. Dal servizio a chiamata, dice poi Bagliana, erano escluse le frazioni più distanti come Fadalto, un problema per quello che è il comune più esteso della provincia, dove da dicembre torna tutto come prima. Dal comune arriva anche un'indicazione. Visto che c'è stato appunto sono stati acquistati nuovi mezzi, pulmini molto più piccoli, anche magari elettrici, e quindi questo secondo me è un obiettivo da continuare a perseguire, quello di far sì che non ci siano autobus grandi che girano senza persone all'interno. A fine anno sembra ormai scontato, analoga decisione dovrebbe essere presa anche nel capoluogo a Treviso, dove l'intenzione è comunque quella di arrivare alla scadenza del 31 dicembre. MOM però tira dritto. No, il fallimento no, anche perché se noi andiamo a vedere i numeri ci danno anche ragione in termini poi generali rispetto al servizio tradizionale. E comunque ovviamente gli enti affidanti hanno la possibilità di decidere in questo modo. Il servizio ha bisogno di tempi più lunghi per radicarsi, la convinzione di Colladon che ammette l'esistenza di un divario generazionale. Se la nuova modalità non piace ai più anziani, sembra convincere i giovani. Anche per questo, chiuso con Vittorio Veneto e Treviso, si guarda ad altre realtà. A Villorba, terzo comune della sperimentazione, i numeri sono buoni. Castelfranco se l'ha già chiesto e stiamo preparando il programma per Castelfranco, siamo in contatto col comune di Montebelluna, col sindaco, e la nostra intenzione è quella di andare avanti con questa tipologia di servizio che secondo me è innovativa e non va lasciata perdere. E sta suscitando più di qualche polemica la chiusura da giovedì della dorsale che da Pederob porta a Cimagrappa, decisione della provincia che ha anche provveduto a levare alcuni tratti di guardrail e in diversi punti critici pure le reti paramassi. Lucio Zanato.
È un intervento in sicurezza in quota, ma è anche quello che potrebbe accadere a chi ha intenzione di arrivare in Cima Grappa partendo da Pederobba. Strada che da giovedì scorso è chiusa al transito non solo per veicoli a motore e mountain bike, ma anche per quanti vogliono fare una passeggiata sul Monte Pallone, il Pian della Bala o fare una ferrata sulle Meatte. Perché quegli ambiti, diversi ambiti, sono soggetti a ghiaccio, non occorre attendere la neve. Noi oltre a chiudere la strada, in molti punti dove ci sono i siti valanghivi, dove ci sono le reti paramassi, queste reti vengono sganciate, vengono aperte per evitare che durante i periodi di forti nevicate la neve, il peso della neve sfondi queste reti e quindi crea un danno ancora maggiore. Voi levate sia reti che guardrail? In alcuni casi sì. Quindi non solo chi si avventura per questa strada rischia massi in testa, ma anche di uscire di carreggiata a causa ghiaccio e precipitare lungo i dirupi, soprattutto nella zona delle gallerie. Per la precisione, la dorsale rimane aperta da Pederobba fino al Monte Tomba e allo svincolo per Alano di Piave, mentre da Borso fino sostanzialmente a Malga Campocroce. Per chi vorrà salire fino al Sacrario sarà comunque possibile utilizzare strada Cadorna da Bassano, mentre di fatto rimangono tagliate fuori quasi tutte le abitazioni e le Maighe da Mietta all'Androsetta, che ha ottenuto una deroga ma solo per questo fine settimana. Un provvedimento che molti hanno iniziato a contestare, definendolo l'ennesima scelta fatta dalla provincia solo per lavarsi le mani burocraticamente sul fronte della sicurezza stradale. Era Ponzio Pilato che si lavava le mani, io mi chiamo Stefano Marcon. La sicurezza ai cittadini viene sempre prima di tutto e la prudenza insegna che aumenta la sicurezza. Vediamo tutti gli anni, non nel Grappa fortunatamente, ma vittime da slavine piuttosto che da frane, non serve andare a correre quei rischi lì. Aspettiamo che arrivi la stagione bella per poter andare a vivere il Grappa in bellezza e in serenità. E nella Marca trevigiana c'è un fenomeno da registrare. Il boom di sequestri nel settore della moda. Tra il 2012 e il 2014 è stata sequestrata merce per 700.000 euro, dati che collocano Treviso ai primi posti in Veneto. Sono ormai tantissimi anni, all'incirca 20 anni, che vediamo nel nostro territorio una concorrenza sleale da parte di quelle attività che non rispettano le regole, cioè non pagano tasse, non pagano contributi. Non sto marcando il fatto di chi etnia sia, sto marcando il fatto che ci sono queste attività nel territorio. Attività che vengono e florificano perché c'è chi dà il lavoro a queste attività, quindi falsificano un mercato sia della produzione che della vendita. Dei 302 sequestri effettuati dalla Guardia di Finanza nel 2024, quasi il 56% del totale si riferivano all'abbigliamento per un valore di 102.000 euro e sono 700.000 quelli dal 2012, dati che collocano Treviso ai primi posti in Veneto. L'emendamento che introduce la certificazione unica di conformità delle filiere della moda è vista come un bene, a patto che non si traduca in soli oneri burocratici. Ottenere tutta l'azienda in regola giustamente con le norme vigenti spendono in circa 4-5 mila euro all'anno, quindi spese che vanno a sommarsi, quindi facciamone una, facciamola bene, facciamola per tutti quanti, troviamo il sistema. Io sono disposto anche che sia l'Agenzia delle Entrate o il Fisco o chi volete, la finanza, che me lo faccia, però me ne facciamo uno all'anno che è uguale per tutti. Concorrenza sleale e aggiramento delle regole è stato per anni il leitmotiv di alcuni committenti, anche molto importanti sul mercato nazionale ed internazionale, mettendo in regola magari un solo dipendente su 10. Oggi questo non è più possibile, pena un danno d'immagine irreparabile. E adesso non si possono più muovere perché c'è il penale, ci sono delle sanzioni enormi e c'è l'immagine dell'azienda. C'è un'azienda che dice io faccio Made in Italy, rispetto le regole, e poi trovavano i laboratori clandestini o cinesi, basta, cioè cinesi che lavoravano per loro che non rispettavano le regole, non so. Quindi questa è l'immagine che adesso gli hanno toccato. Nella casa funeraria di Villorba il commosso addio al professor Adriano Mellone, creatore del celebre biscottificio in pigiama. Alla fine della cerimonia il brindisi da lui richiesto. Elena Dal Forno.
Aveva lasciato tutto scritto il professor Adriano Mellone su come voleva che fosse il suo ultimo giorno, con Va Pensiero ad accompagnare alla fine tutti gli amici verso un brindisi a cui senz'altro era presente. Ha voluto che fosse l'amico Don Bruno a prendere per primo la parola, un religioso in una cerimonia laica. Tu, Adriano, avevi questa dote dello spirito del volontario, coerente con i tuoi valori, disposto al dialogo e alla collaborazione, senza scendere a compromessi o a trarre vantaggio personale, almeno io questo non lo so e non lo credo. Carattere libero, forte, coraggioso, schietto, un finto orso nei modi, è giusto, no? Ognuno ha portato un tassello per ricostruire l'intero di un uomo vitale, coraggioso, mai stanco ed altruista, che ha lasciato in ogni persona che lo ha incontrato un seme destinato a germogliare. Aveva lasciato anche un testamento che voleva fosse la nipote Emma a leggere, con alcune considerazioni su Dio. Perché Dio, che è creatore e padrone dell'universo, che contiene miliardi di stelle e quindi di pianeti, deve essere uguale all'uomo, questo granello di sabbia che vive in un minuscolo pianeta di una stella di seconda importanza, alla periferia di altri milioni di galassie? Non è questo riduttivo? Grazie, Adriano Mellone. La figlia Luciana ha poi ricostruito le origini del papà, esule istriano proveniente dall'isola croata di Lussino, da dove viene anche il legno dei pini di cigale della sua bara e dove ha scelto di fare ritorno, forse anche per le vessazioni subite da bambino nella Treviso del dopoguerra. E sebbene la nave lo avesse portato qui ben 81 anni fa, sebbene la sua vita sia stata interamente vissuta qui, sebbene ci sia qui tutta la sua famiglia e i suoi amici, ha deciso di tornare a casa nella sua Lussino, terra dove vibra la frequenza della sua anima. Racconti di una vita vissuta pienamente, commoventi ricordi di chi gli è stato vicino e ne ha potuto apprezzare la straordinaria umanità. Sempre il suo sguardo è stato rivolto ai più bisognosi e ora non resta che riaccompagnarlo a casa, onorandolo con quel brindisi che lui stesso ha deciso di offrire a tutti. Ad Adriano. Sempre. Sempre ad Adriano. Sempre il prof. Grande prof. Il prof resta il prof. Sempre il nostro prof. E noi siamo pronti a riaprire la pagina della politica, ma lo faremo fra poco, subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta per la politica, mancano 2 settimane al voto per le regionali, le tensioni all'interno del centrodestra crescono, un vero e proprio braccio di ferro tra Lega e Fratelli d'Italia sulle deleghe in giunta, in caso ovviamente di vittoria del centrodestra. Stefani gli assessori li nomina, ma a decidere chi saranno spetta alle segreterie politiche, puntualizza il meloniano Luca De Carlo rispondendo al vice premier Salvini che era ospite ieri nei nostri studi a Bassano del Grappa. De Carlo che ha anche specificato di volere l'assessorato alle infrastrutture. Gli assessori li nomina Stefani su indicazione che viene anche dai partiti, ma noi ci troveremo con Stefani e non avremo nessun problema nell'indicargli i migliori assessori per svolgere quei ruoli strategici che siamo sicuri che il Veneto avrà bisogno di avere. Sarà tra i nomi che le segreterie politiche metteranno sul tavolo che Alberto Stefani, se tra 2 settimane sarà eletto presidente del Veneto, dovrà scegliere per comporre la sua giunta. Pesa le parole del leader leghista Matteo Salvini e le interpreta a favore di Fratelli d'Italia, il coordinatore regionale dei meloniani Luca De Carlo, fermo sulle sue posizioni e per nulla intimidito dalle puntualizzazioni del vice premier. Salvini ha detto che nomina Stefani ed ha ragione, io ho fatto il sindaco tanti anni, so chi nomina gli assessori, io so di lì qual è il ruolo delle segreterie di partito, è quello di indicare le migliori persone su deleghe che già conosciamo. A Mestre, di fronte alla platea di Confartigianato, De Carlo aveva snocciolato l'elenco dei desiderata di Fratelli d'Italia. Da Belluno rincara e specifica. Tra i ruoli strategici da rivestire c'è anche l'assessorato alle infrastrutture, finora saldamente in mano leghista.
Le deleghe degli assessorati sono chiare, noi ci occuperemo di infrastrutture, lo faremo assieme al presidente che abbiamo scelto, Alberto Stefani, ma Alberto Stefani sa di poter contare per quella delega su uomini e donne di Fratelli d'Italia pronti a risolvere i problemi della gente. Rischiamo di scadere nelle dinamiche da vecchia politica, gli ribatte, ospite a prima edizione, il leghista Alberto Villanova, che ribadisce la prerogativa del presidente scegliersi la sua squadra e alle pretese di De Carlo replica innanzitutto con una battuta. Ho sentito l'elenco che ha fatto l'amico De Carlo, mancava il barista e il portinaio, dopo si prendevano tutto il palazzo. Adesso sinceramente io credo che chi conosce un po' la politica sa che la giunta si fa in base a quelli che sono i risultati del Consiglio, in base ai numeri che dopo ci sono in Consiglio. Io ho ascoltato volentieri quelli che sono, diciamo, gli obiettivi di Fratelli d'Italia. Logico che dopo, se ci sarà dalle urne, uscirà un risultato un po' diverso, come credo, dalle europee e dalle politiche, allora sicuramente dopo qualcosa andrà rivisto e sarà il Presidente a fare la giunta. Quindi io direi concentriamoci sulla campagna elettorale, concentriamoci a portare a casa il risultato migliore possibile per la coalizione e per quello che ci riguarda per la Lega, e dopo, quando si vede chi è il primo partito, là si decide un po' come andare. Ma la questione dei posti in giunta secondo me è qualcosa che viene dopo. Prima andiamo a spiegare il programma ai veneti e concentriamoci sui bisogni dei veneti. E a 2 settimane dal voto punta tutto quasi sulla sanità il candidato presidente del centro-sinistra Giovanni Manildo, che oggi a Mestre ha ospitato anche Rosy Bindi. La salute, la sanità deve essere pubblica, la salute è un diritto, non una merce. Quello della sanità pubblica, del diritto di tutti alle cure, è uno dei principi cardine del programma del centro-sinistra alle prossime elezioni regionali. Il Partito Democratico lancia un nuovo allarme sul rischio privatizzazione del settore e Giovanni Manildo ribadisce come sotto la sua presidenza la sanità del Veneto avrà un cambio di passo deciso e in netto contrasto con le politiche di centrodestra degli ultimi anni. È una programmazione per l'assunzione di personale sanitario, riconoscere il ruolo di eroi che hanno nella nostra struttura e maggiore medicina di prossimità. La salute è il diritto primario, è il diritto su cui si fonda la giustizia sociale e il Veneto comunità. In questo vogliamo andare con grande decisione per il mantenimento della sanità pubblica. Manildo parla al Candiani di Mestre accanto a Rosy Bindi, autrice nel 1999 da Ministro della Sanità di una riforma che prevedeva tra l'altro una stringente regolamentazione dei rapporti tra pubblico e privato. Oggi invece per la sanità pubblica in Italia si spende poco, dice Bindi, perché i termini da prendere in considerazione non sono le cifre in assoluto, ma in rapporto col PIL, con l'inflazione e col costo dei farmaci. Noi alla fine di questo triennio della legge di bilancio arriveremo alla percentuale in assoluto più bassa di tutti gli anni, sotto il 6%. Questo significa che qualcuno vuole rinunciare a questo sistema. E io credo che le risorse ci siano, basta che chi si è arricchito di più in tempi di disuguaglianze e di aumento dei poveri e di 6 milioni di italiani che non si curano diano un contributo per tutto questo. La sanità pubblica, conclude Manildo, è in cima alla lista delle preoccupazioni dei veneti nei diversi settori che la compongono. Assolutamente dimenticata la non autosufficienza e la salute mentale. Sono i due temi che emergono in ogni incontro. Abbiamo visto pochi finanziamenti, sono delle prestazioni non monitorate dai LEA. In questo ci sarà un grande segno di discontinuità perché sono tra le fragilità più diffuse nel nostro territorio. E c'è chi resta fuori dall'agone elettorale per vari motivi. Ai nostri microfoni tutta l'amarezza di uno storico militante e amministratore della Lega come l'assessore regionale uscente Giampaolo Bottacin. Bottacin, lei non è candidato, ha scelto di non farlo, di non aderire a nessun invito e ce ne sono stati parecchi in questi mesi in cui la campagna elettorale, pur se non ufficiale, si è fatta sentire incalzante. Il suo è un addio con l'amaro in bocca? Ma un po' di amarezza c'è, nel senso che io già da qualche mese ho chiesto al mio segretario provinciale di discutere di un'eventuale prosecuzione, candidatura, come è sempre stato in tutte le volte che mi sono candidato. Io hanno sempre discusso col mio segretario provinciale prima di tutto, non sono riuscito ad avere udienza e quindi ho capito che non sarei stato candidato, tant'è che non ho neanche presentato l'autocandidatura. E dopodiché ho visto le liste e ho preso atto di questo.
Quello che mi è dispiaciuto ancora di più è che dopo la presentazione delle liste sono stato contattato da diversi candidati di altri partiti della coalizione, uso il plurale, e da nessuno del mio partito. Io ho fatto la prima tessera della Lega nel 93 e non so cosa sia successo. Ha pestato qualche piede o qualcuno ha pestato a lei i piedi? Che cosa è successo in realtà? Ma non lo so, stavo dicendo, io a Belluno l'ultima volta ho preso 9.078 preferenze, vuol dire che l'11% del corpo elettorale bellunese ha scritto il mio nome. Io li ringrazio, approfitto ancora per ringraziarli perché è stata una grandissima soddisfazione. Siamo una provincia piccola, vorrei ricordare, abbiamo 200.000 abitanti, quindi il risultato è assolutamente clamoroso. Non lo so cosa sia successo, perché come dicevo prima, qualcosa ho fatto, il consenso ho dimostrato di averlo e purtroppo evidentemente questo non è stato considerato un valore aggiunto per il partito a cui appartengo. Qual è la corrente che le sta dando fastidio? Ma francamente non lo so. Io francamente alle correnti non ho mai appartenuto. Io mi sono iscritto tantissimi anni fa, più di 30 anni fa, alla Lega perché mi identificavo in due cose fondamentalmente. Lo vedevo il partito che tutelava la partita IVA, il piccolo imprenditore, il lavoratore autonomo, l'artigiano, e perché poi era il partito del decentramento. E io sono rimasto ancora con questa logica. Poi il partito ha subito tutta una serie di evoluzioni, anche qui ne prendo atto, però non è che magari condivido proprio del tutto alcune posizioni. La politica è un ambiente un po' particolare, devo dire, e il riconoscimento del lavoro è più facile averlo appunto nel mondo professionale che non nella politica e quindi è motivo in più per non avere nessun tipo di remora nel lasciare la mia poltrona. È stata una poltrona molto scomoda, vi assicuro, senza nessun problema, perché al di là dell'aspetto relativo alla protezione civile e alla difesa del suolo, l'ambiente è un campo minato. Io sono arrivato che era appena scoppiato il caso dei PFAS, aggiungo, siamo stati noi a fare la prima denuncia in Procura della Repubblica, la Regione, non altri soggetti come erroneamente viene detto a volte. E sono l'unico assessore che ha ricevuto minacce di morte per aver combattuto gli illeciti nell'ambito ambientale, e quindi insomma non è stata una passeggiata per me. Così Giampaolo Bottacini, intervistato dalla nostra Tiziana Bolognani. E massima trasparenza sui guadagni dei politici eletti viene invocata lanciando una proposta in diretta nel corso della nostra prima edizione dal candidato di Democrazia Sovrana Popolare Antonio Serena, che si scaglia contro quello che definisce il duopolio di centrodestra e centrosinistra. Noi presenteremo, se verremo eletti, se avremo la possibilità di farlo, un progetto di anagrafe patrimoniale, per cui si sappia quanto, come è messo uno economicamente quando entra in politica e come è messo quando esce. E vorremmo fare politica in modo diverso guardando agli obiettivi. Se noi guardiamo destra e sinistra, oggi sono simili. Sono tutti pro-UE, vado in sede nazionale, sono tutti pro-NATO, sono tutti filoamericani, ma non c'è nessuna differenza. Ma allora che politica è? La politica dei soldi, la politica del potere, la politica delle sedie, la politica delle prebende, la politica Cioè noi siamo contro innanzitutto questo modo di far politica. Io sento Salvini che dice tutto bene il centrodestra, tutto d'accordo. No, non è assolutamente vero, c'è una guerra in corso tra la Lega, Fratelli d'Italia e partitini minori e roba del genere. Non c'è assolutamente, c'è una guerra per i posti. Così dunque il rappresentante di Democrazia Sovrana Popolare. Voltiamo decisamente pagina, parliamo di adunata degli Alpini. È stata assegnata oggi a Milano la 98esima adunata nazionale degli Alpini del 2027. Si terrà a Brescia, che è stata preferita a Verona, ma ci racconta tutto Lucio Zanato. Il Consiglio Direttivo Nazionale ha votato e il risultato è Brescia 13, Verona 9. Pertanto l'adunata del 2027 è a Brescia.
Il Consiglio nazionale ha scelto Brescia e la città scaligera dovrà aspettare ancora. L'ultima adunata nazionale a Verona è stata nel 1990, mentre la Triveneta si è svolta nel 2014. I consiglieri nazionali hanno scelto la Leonessa e gli alpini veronesi non hanno nascosto la delusione per la decisione. Qualcuno arriverà ancora in nodo alla gola e probabilmente dirà peccato che sia finita così. Torno a ripetere, Brescia la meritava come Verona. A parlare davanti ai consiglieri nella sede nazionale di Milano il presidente della sezione di Verona, Maurizio Trevisan. Un'opportunità era la nostra adunata nazionale, quella di coinvolgere i giovani attraverso una grande esposizione messa a disposizione da parte del Comune di Verona, che era l'Entefiera, e quindi su quei 300.000 metri quadrati di esposizione potevamo creare veramente non la solita cittadella alpina, ma qualcosa di più. Avevamo l'aspettativa molto forte, avevamo l'orgoglio di poter ospitare la bandiera di guerra nella nostra arena, che ormai è abituata a ospitare i grandi della terra, ma questo non accadrà. Quantomeno non accadrà nel 2027, Verona dovrà aspettare di avvicinarsi ai 40 anni di assenza della adunata alpina per pensare di poterne avere un'altra. L'ultima candidatura di Verona prima dell'attuale risale al 2018 per l'adunata del 2020, era l'anno in cui la sezione veronese festeggiava i 100 anni dalla fondazione e anche in quell'occasione però fu bocciata nel confronto con Rimini, con l'adunata che poi si svolse nel 2021 causa Covid e poi tristemente ricordata per presunte mai accertate molestie e offese sessiste. Montebelluna per 2 giorni, capitale di uno dei simboli del Made in Italy. Siamo lì a guardare. Quasi un assedio al municipio, l'avvio della prima giornata del 18° raduno delle Vespe di Montebelluna. Equipaggi partiti nel cuore della città per poi raggiungere le colline UNESCO, Valdobbiadene, nel Col San Martino, per poi rientrare sul Montello sopra Caonada. Appassionati arrivati nella Marca da tutta Italia, chi direttamente in sella alla propria Vespa, chi addirittura riempendo un tir. Montebelluna! C'è chi arriva dalla culla della Vespa, la toscana Pontedera, dove la Piaggio aveva costruito negli anni 30 il monocilindrico laterale, non per una 2 ruote stradale, ma per mettere in moto i grandi motori degli aerei. Per voi a Pontedera che cosa significa la Piaggio, in particolare la Vespa? La rinascita perché la Vespa, quando è nata la Vespa da contadino toscano, ha dato un senso di vigore a tutta la zona di Pontedera. Ma anche a tutta l'Italia, motorizzandola dopo gli anni bui del dopoguerra. E allora questa Vespa a faro basso è un'icona della ricostruzione, identica a quella delle Vacanze romane, dove Gregory Peck porta in giro per Roma una spensierata Audrey Hepburn. Lo stesso spirito che unisce chi si ritrova ai raduni. Oggi siamo in 230 e siamo solo i vespisti da fuori Veneto. Domani il clou comprende 1200 persone iscritte, saranno circa 800 vespe. Certo, chi è arrivato da lontano proprio tutta la strada non l'ha fatta in sella allo scooter. È una giornata iconica. È un momento di ritrovo tra tutti noi vespisti. Da dove vieni? Da Milano. E da Milano in Vespa fin qua? Assolutamente no, l'abbiamo caricata su un furgone. E per chi pensa che la Vespa sia per vecchi nostalgici, la risposta la dà Arianna e la sua Vespa di quasi 70 anni. Questa passione nasce da quando ero piccola, perché mio papà mi aveva creato una fascia elastica e mi portava sempre in giro, e quando si entrava sulla via di casa mi metteva davanti, mi faceva prendere tutto l'aria in viso, e è una passione che mi ha trasmesso lui. Il fatto che sia una moto che va lenta ti permette proprio di godere il paesaggio, di vedere cose che in macchina non vedi e cose che in moto non riesci proprio ad assaporare perché vai troppo veloce. La Vespa è proprio un amore a prima vista, ecco, sì. Adesso andiamo al Teatro Comunale di Treviso, sold out per la prima della stagione lirica per il Così fan tutte di Mozart. Un teatro del Monaco da tutto esaurito per la prima della stagione lirica 2025-2026. Sul palco Così fan tutte di Mozart, sul libretto di Lorenzo da Ponte, per la regia di Stefano Vizioli, con scene e costumi firmati dal disegnatore Milo Manara.
Partenza di stagione che il direttore Stefano Canazza commenta con soddisfazione. È partita con il botto, con il tutto esaurito, una stagione con il Così fan tutte che appartiene alla trilogia mozartiana e che quest'anno insomma vede il debutto a Treviso. Un'occasione importante perché Mozart rientra nella programmazione del teatro. Lo scorso anno, se ricordate, abbiamo avuto il Flauto Magico, quest'anno con questo Così fan tutte, e il prossimo anno stiamo già lavorando alla prossima stagione pensando ancora a Mozart, perché il prossimo anno sono 270 anni dalla nascita del compositore austriaco. Tra gli interpreti 3 vincitori del premio Toti Dal Monte, riservato ai nuovi talenti del bel canto. Questo dimostra che il teatro vuole dare spazio ai giovani, vuole dare visibilità ai giovani e poi affiancati a grandi star della lirica internazionale. Primo di 4 titoli da qui alla primavera, a dicembre la Carmen di Bizet, l'Olimpiadi di Vivaldi a febbraio in concomitanza con i Giochi invernali di Milano Cortina e la Lucia di Lammermoor di Donizetti a marzo. In programma anche 11 concerti. Siamo a 708 abbonati, quindi per fare un paragone rispetto a 2 stagioni fa, la stagione 2022-23, siamo oltre il 50% di abbonati in più, quindi 708 abbonati della lirica nei 2 turni, quindi un risultato importante. Novità di quest'anno l'accessibilità, quindi i sottotitoli in multilingua, in italiano e in inglese, quindi a Treviso per la prima volta, proprio per dare la possibilità al teatro di essere una realtà cittadina, una realtà regionale e nazionale, ma anche internazionale. Andiamo adesso a Belluno. In primo piano una tragedia sfiorata allo schianto di una corriera di Dolomiti Bus sulla regionale 204. Erano da poco passate le 13:30 quando il bus diretto a Sospirolo è uscito di strada all'altezza della frazione cittadina dei Casoni. Le immagini che vedete sono quelle riportate dal sito di Radio Più. Sono immagini che parlano evidentemente da sole, parlano appunto di una tragedia sfiorata. La conducente ha avuto un malore perdendo il controllo del mezzo e finendo prima fuori dalla careggiata e poi contro un albero. Non ci sono state particolari conseguenze per gli occupanti, a parte il grande spavento. Di sicuro la strada è rimasta chiusa al traffico per almeno un'ora per permettere agli operatori e ai vigili del fuoco in particolare di rimuovere il mezzo. I rilievi sono curati dai carabinieri. Le immagini, ve lo ripeto, sono quelle del sito di Radio Più. Sempre per la cronaca, 2 uomini arrestati dalle sezioni catturandi e antidroga della squadra mobile di Belluno in esecuzione di ordini di carcerazione emessi dal Tribunale del Capoluogo. Il primo, del 60, residente a Cortina d'Ampezzo, dovrà scontare una pena di 1 anno e 6 mesi per corruzione di minore, reato commesso tra il 2015 e il 2017. L'altro, del 1988, della provincia di Bolzano, dovrà invece scontare 2 anni e 10 mesi di reclusione per un furto in abitazione in concorso commesso nel 2020. Entrambi sono stati tradotti nel carcere di Baldenic. La politica e i temi dell'attualità, basta contributi alla voce montagna per comuni che montani non sono, e questa è la denuncia fatta oggi dal Ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli. Tecnicamente è la legge 12 settembre 2025, numero 131, più semplicemente è la legge sulla montagna tanto attesa dalle aree interessate. Se ne è parlato oggi in concomitanza dell'inaugurazione della nuova sede bellunese della Lega. La prima cosa è il riconoscimento delle zone montane, perché oggi ci sono più di 4.500 comuni che sono considerati montani, peccato che il terreno montano in Italia sia del 35%. Quindi evidentemente qualcuno accede ai fondi senza essere montano. La classificazione
veramente dei comuni di montagna, le risorse andranno alla montagna vera e non a quella finta. La legge contiene misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e delle loro popolazioni, la loro crescita economica e sociale, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, delle risorse naturali, del paesaggio, delle attività sportive, del turismo e delle peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, anche ai fini del contrasto della crisi demografica. In questo senso il Governo ha appena stanziato ulteriori 18 milioni destinati ai comuni confinanti con regioni autonome e di questi quasi la metà sarà quindi destinata ai comuni bellunesi. La legge permette anche alla legislazione regionale di poter implementare alcune iniziative e soprattutto di poter essere integrata con un percorso amministrativo capace di affrontare le vere esigenze della montagna. Quindi un assessore per la montagna? Stiamo lavorando in questa direzione e credo sia assolutamente fondamentale stabilire questa priorità, tra l'altro rilanciata da tutti i partiti del centrodestra, e quindi può essere sicuramente un'iniziativa utile alle aree montane. Abbiamo stanziato più di 200 milioni di euro andando ad affrontare quelle che sono le problematiche più urgenti delle zone di montagna, a partire dalla sanità, l'istruzione, la famiglia, l'attività di impresa, la tutela dell'ambiente, le professioni di montagna. Direi che ce ne sono parecchie di cose. Se ne discute da tantissimo tempo, parliamo dell'interramento di tratti dell'infrastruttura progettata da Terna, parliamo di elettrodotto, ora la firma di un protocollo apre nuove prospettive. Una storia lunga 3 lustri. Parliamo di Terna e del suo progetto che da Belluno, passando per la provincia di Treviso, arriva a Venezia. Un progetto tra linee elettriche aeree e richieste di interramento su cui per anni si sono battuti agguerriti comitati spontanei di cittadini. Adesso un protocollo firmato da Terna e Regione Veneto la impegna a valutare caso per caso, confrontandosi con le amministrazioni locali, possibilità e opportunità. Una prospettiva che induce a sperare in importanti modifiche del progetto che va considerato nella sua interezza. Da bellunese le dico che io mi augurerei che interrasse ovunque, perché ovunque credo che si debbano conciliare le esigenze di un territorio straordinario con l'esigenza anche di dare energia all'universo mondo. Credo però che le amministrazioni locali siano poi loro le protagoniste anche di queste richieste, e credo che poi la rinnovata sensibilità di Terna su questi temi sia un buon viatico per riuscire a fare un bel lavoro in provincia di Belluno, ma non solo. Ci sono nodi evidenti come Limana, Pieve di Soligo, il Pago del Montello e Scorzè, ma saranno poi le singole realtà coordinate dalla Regione Veneto a discutere il da farsi, fermo restando che il passare da linee aeree a interramento non richiederà nuove valutazioni di impatto ambientale. Ce ne sono tantini di punti critici, penso a Limana, penso all'area vicino alle scuole, penso all'area di Scorzè, insomma qualche punto critico c'è, ma anche la ferma volontà di dimostrare come si possa fare in maniera alternativa da parte del gruppo di lavoro, ma anche quella di Terna, di cercare di capire che questo è un territorio straordinario e che va tutelato anche alla luce del fatto che è un patrimonio dell'umanità e che quindi tale dobbiamo continuare a considerare. È tutto sia da Belluno che dalla Marca trevigiana, non ho ulteriori aggiornamenti da darvi. Subito dopo la sigla come sempre c'è il meteo, buona serata.